Nome. Furio. Vincenzo. Soprannome. Non ho soprannome. Gli amici mi chiamano Enzo. Profilo destro. Profilo sinistro. Sport preferito da guardare. Ma gli sport vanno praticati. Tutti gli sport li guardo volentieri. E da praticare? Tutti. Il calcio, ma non sono più in grado di praticarlo. Il più grande calciatore della storia. Maradona. Maradona. Canzone preferita. Ma ce ne sono molte. L'ultima che ho ascoltato in macchina era Generale di De Gregori. Canzoni ce n'è diverse, così mi viene in mente Via Via di Paolo Conte. Ultimo film al cinema? Ma al cinema non ci vado spesso. Però l'ultimo che ho visto sul mio portatile era Quarto Potere. Un cartone animato che sono andato a vedere con mia figlia. Libro sul comodino. Le Upanishad. Un cappello pieno di ciliegie. Ha mai scritto un libro? Sì. Uno che ha avuto molto successo è L'algoritmo del parcheggio. Ne ho scritti 3. La sua più grande passione. Ma diciamo così, parlare con la gente. Di passioni grandi ne ho 2. Uno è la politica e l'altra è la poesia. Mare o montagna? Mare. Tutti e due. Sushi o frico? Frico, però anche sushi. Tutti e due. Vino bianco o vino rosso? Bianco. Tutti e due. Qual è il suo piatto preferito? Ma mi piace molto il radicchio e anche l'ardielot. Sono troppo goloso per sceglierne uno. Una qualità dell'altro? Ma sa essere molto simpatico e accattivante. La grande apertura mentale. Un difetto dell'altro? Sul più bello deve andare in palestra. Le sue cravatte. Chi tra i due è più bello? Io. Ma questo lo lascio giudicare agli altri. Bravo? Lui è il sindaco. E anche questo non. Simpatico? Onsel è molto simpatico. Di nuovo, questo devono darlo gli altri come giudizio. È importante essere se stessi. Un proverbio in friulano? Besseman e pulpartiare. All work and no play makes Jack a dull boy. Se Jack studia solo e non si diverte, poi è abbastanza noioso. Non so dirlo in friulano, ma ci deve essere. E se non c'è è un problema. Cosa vuol dire per lei innovazione? Stare al passo coi tempi. Ma innovare vuol dire essere sempre pronti a risolvere il problema in modo creativo. Cosa pensa della televisione? Che fa schifo. Potrebbe fare molto, molto di più. E di internet? Che è un grande posto da indagare. Ma deve essere il più possibile libera e accessibile. Ha mai visitato il blog di Friuli Doc? Sì, più di una volta. Non ancora. All'interno di Friuli Doc, una cosa da non perdere. Beh, il divertimento è anche il senso dello stare insieme. Ecco, al mercato del pesce dovrebbe esserci la biblioteca del gusto. Penso che sarà interessante. Ci faccia un saluto. Buon divertimento a Friuli Doc. Beh, qui mi sembra scontato, mandi.